Benvenuti, oggi è sabato 26 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 19:44. La luna si leva alle 5:07 e cala alle 18:23. Oggi si celebra San Marcellino. Deriva dal cognomen romano Marcellinus, ha quindi il significato di Marcello o appartenente a Marcello. Il 26 aprile non è solo un anniversario, ma un momento di riflessione globale. Nel 1986 avvenne infatti il disastro nucleare di Chernobyl. A 39 anni da quell'esplosione che ha rilasciato radioattività equivalente a 500 bombe atomiche, come quella di Hiroshima, il ricordo è ancora molto forte. Le radiazioni hanno avuto un impatto devastante sulla salute di milioni di persone in Bielorussia, Ucraina e Russia e le conseguenze si fanno sentire ancora oggi. Samantha Cristoforetti, celebre astronauta italiana, festeggia oggi i suoi 48 anni. È nota per essere stata la prima donna italiana a partecipare a una missione con l'Agenzia Spaziale Europea. Durante la missione Futura, dopo un intenso allenamento di 2 anni, ha trascorso 199 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, tornando sulla Terra l'11 giugno del 2015. Pochi mesi dopo il suo rientro è stata nominata ambasciatrice dell'UNICEF. Nel 2021 è stato annunciato che sarebbe stata la prima donna europea a comandare la Stazione Spaziale Internazionale. Giorgia, pseudonimo di Giorgia Todrani, celebre cantante italiana, compie oggi 54 anni. Ha venduto oltre 10 milioni di copie in Italia, con 12 album nella top 10 italiana. È nota per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto vari riconoscimenti, inclusa la vittoria nel 1995 con la canzone Come Saprei. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Nastro d'Argento e il David di Donatello per la canzone Gocce di Memoria. Nel 2023 Giorgia ha debuttato come attrice nel film Scordato, ottenendo candidature ai Nastri d'Argento, ai Ciak d'Oro. Neri Parenti, rinomato regista italiano, festeggia oggi i suoi 75 anni. Il suo debutto nella regia avviene con Fantozzi contro tutti, grazie alla fiducia di Paolo Villaggio. Ha diretto numerosi film della saga di Fantozzi e successivamente ha realizzato vari cinepanettoni, lavorando spesso con attori come Christian De Sica e Massimo Boldi. Dopo una pausa nel 2005 è tornato a lavorare con Massimo Boldi nel 2014 nel film Ma tu di che segno sei? Ha un posto di rilievo nella classifica storica dei film con maggiori incassi in Italia. 6 delle sue pellicole sono nella top 50. Accade il 26 aprile 1937 e il palcoscenico è la cittadina di Guernica. Una giornata che si trasforma in tragedia. Durante la guerra civile spagnola i bombardieri tedeschi sferrano un attacco devastante. L'evento ispira uno dei capolavori più strazianti dell'arte moderna. Il grande Pablo Picasso, commosso e indignato, dipinge il suo famoso Guernica. La città è quasi cancellata dalla mappa, con il 70% delle sue strutture ridotte in macerie e circa 300 innocenti che perdono la vita. Sapete che esistono delle strutture vulcaniche che vengono dette panettoni? Si tratta dei vulcani del pianeta Venere. La lava densa in moto lento sale lungo il camino centrale e si espande fino a una distanza anche 100 volte maggiore rispetto a strutture simili sulla Terra. Buon fine settimana ai 12. Ecco che Mercurio e la Luna oggi tendono a riportare un po' quasi tutti i pianeti con le loro congiunzioni strette a quelli dei pesci, tutti in Ariete per dare il via a un nuovo ciclo fatto di speranza e di emozioni. Vediamo cosa succede sulla ruota zodiacale. Ariete, protagonisti assolutamente della giornata, visto che non solo Luna e Mercurio invitano Saturno
Venere e Nettuno a fare un salto definitivo in Ariete, Nettuno c'è già, ma gli altri lo seguiranno presto. L'influenza degli astri sembra molto benevola, tra l'altro tutti in trigono al vostro pianeta Marte in Leone. Ottimo per voi, è l'inizio di una fase positiva. Toro, la vostra giornata oggi è decisamente molto movimentata, proprio perché adesso si passa all'azione, dovete ottemperare a tutta una serie di incombenze e fatiche che vi verranno imposte dalla entrata del Sole nei vostri gradi, che quadra ancora con Marte e Plutone, per cui un po' di pazienza, anche se sembra che Urano sia ben disposto a farvi superare le difficoltà. Gemelli, una giornata assolutamente piena di tante suggestioni, proprio perché i pianeti entrano nel campo della vostra 11ª casa ideale, ovvero desideri, amicizie, qualcosa che si realizza è un progetto nuovo. Cancro, giornata oggi che vede una luna molto attiva, seppure in quadratura incompatibile all'Ariete, congiunta a Mercurio, Nettuno, Venere e Saturno. La luna oggi dà decisamente spettacolo e ce la metterà tutta per stupirvi. Leone, una giornata oggi all'insegna di tanti trigoni che agiscono sul vostro Marte, sicuramente l'azione sedante che vi serviva, e Marte questa volta potrà essere utilizzato, almeno in questo weekend, come un cursore creativo per tutta una serie di azioni che vorrete fare. Vergine, la giornata di oggi è una giornata quanto mai interessante, visto che i pianeti stanno decidendo di farvi avere meno problemi e tra poco ne vedrete gli effetti. Inizia comunque la visione di un periodo della vostra vita decisamente più cauto e calmo. Bilancia, una giornata oggi assolutamente iperattiva, proprio perché siete sotto il fuoco incrociato di Luna, Mercurio, Nettuno, anche Venere e Saturno che cominciano a farsi sentire, per cui oggi ci saranno dei confronti molto importanti per i quali dovrete avere la pazienza di constatare anche i limiti delle vostre possibilità. Scorpione, una giornata oggi che vede comunque di rimando a fine giornata delle notizie positive, per cui riservatevi un bel aperitivo e qualcuno da vedere romanticamente. Sagittario, giornata oggi che prevede l'inizio di poderosi trigoni che vi terranno compagnia per lungo tempo e che vi aiuteranno a superare tante difficoltà che si sono accumulate nei mesi. Decisamente migliora l'umore ed è un oroscopo molto più fortunato. Capricorno, una giornata oggi molto interessante, proprio perché i pianeti tentano di farvi capire l'esigenza di dare una svolta alla vita sentimentale e di fare dei passi significativi e importanti, anche se significa un po' compromettersi. Acquario, giornata oggi in cui i pianeti vi fanno sentire che qualcosa si sta veramente muovendo, siete più sereni, più forti, più strutturati, più capaci, più abili, quindi cercate in tutti i modi di gestire le vostre faccende in una maniera precisa, puntuale e attiva. Pesci, una giornata oggi che vede tutta questa congiunzione planetaria un po' essere anche dalla vostra parte. Saturno e Venere sono ancora comunque nei vostri gradi e questo ammasso planetario presume dei grandi risvolti in amore e nella vostra vita in generale. Erano pazzi di nome e di fatto. A Firenze, il 26 aprile 1478, durante la messa nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, scoppia il dramma. I congiurati, capitanati dalla famiglia Pazzi, tentano un colpo di Stato. L'obiettivo? Niente meno che eliminare i fratelli Lorenzo e Giuliano de' Medici, i VIP di Firenze. Lorenzo sfugge per un pelo, Giuliano invece non ce la fa e viene tragicamente colpito dai cospiratori. Oggi vi spiego un modo di dire latino usato per descrivere periodi di crisi. Mala tempora currunt. Spesso pronunciata così, anche se la frase completa è mala tempora currunt et peiora parantur, che aggiunge un tocco ancora più pessimista. Corrono tempi cattivi e se ne preparano di peggiori. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Ci salutiamo con la frase del giorno.
Migliorare significa cambiare, essere perfetti significa cambiare spesso. Ed è con voglia di cambiamento e di scoperta che accogliamo questo nuovo sabato in cui poter organizzare gite fuori porta o attività diverse dal solito. Appuntamento a domani. Buona giornata dalla vostra Martina.